Il nostro tempo riletto alla luce del Vangelo di Matteo, lo spunto di riflessione proposto alla Chiesa di Chiavari in apertura di un nuovo anno pastorale. Venerdì al Villaggio del Ragazzo il convegno diocesano. Moneglia ha accolto il sacerdote con il sorriso. Don Stefano Giupponi ha fatto il suo ingresso nelle 4 parrocchie della città. Il suo primo impegno, le relazioni. Verso la conclusione lo studio dello stato di salute del Rupinaro a Chiavari. I dati raccolti ad ottobre verranno consegnati al Comune che dovrà stabilire le linee di intervento insieme alla Regione. La scuola di Santa Vittoria diventa più grande, quella di Via Lombardia non inquinerà più. Interventi importanti su 2 degli 11 plessi dell'Istituto Comprensivo di Sestri Levante. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque, il nuovo anno pastorale in diocesi si apre all'insegna della continuità, con le linee emerse durante la grande assemblea del 2018. L'obiettivo è quello di rendere più efficace e concreta la lettura del Vangelo proposto dall'anno liturgico, declinandolo nelle varie realtà locali secondo il tempo che stanno vivendo. Quest'anno il filo conduttore sarà il Vangelo di Matteo. Il Vangelo come punto di riferimento per diversi itinerari di formazione in diocesi. L'invito del Vescovo, scaturito dal lavoro sinodale, sarà il filo conduttore del nuovo anno pastorale che si aprirà con il Convegno Diocesano 2019. Quindi anche quest'anno si è fatta la scelta con il Consiglio Pastorale Diocesano di privilegiare il Vangelo dell'anno liturgico nuovo, quindi il Vangelo di Matteo, e fare riferimento ad esso per poter iniziare appunto i diversi percorsi poi di tutta la diocesi. Lo sguardo con cui approssimarsi alla lettura del Vangelo sarà contestualizzato nell'attualità del nostro tempo. Guardare al nostro tempo mettendosi in ascolto del Vangelo, in particolare appunto del Vangelo di Matteo, e riuscire a scorgere quali sono gli elementi un po' caratteristici di questo tempo nel quale stiamo vivendo, anche per favorire sempre più una lettura del Vangelo che sia contestualizzata appunto con la vita nostra di tutti i giorni. Ad introdurre la riflessione sarà Rosanna Virgili, biblista, docente di esegesi. La proposta è rivolta ad un'assemblea eterogenea, non solo di addetti ai lavori. Il convegno diocesano è un appuntamento che riguarda tutti, non soltanto le persone più impegnate nei cammini pastorali della diocesi, e delle singole parrocchie, delle associazioni di movimenti. Credo che sia un invito che riguarda ogni credente, o forse anche ogni cercatore un po' nel proprio cammino di fede, lasciandosi un po' ispirare appunto dalla parola di Dio. Il convegno diocesano è un momento di condivisione di una proposta che ciascuna comunità, in ciascun ambito, è chiamata a declinare nel contesto vissuto. Le singole realtà hanno saputo poi vivere questo invito in maniera originale, propria, tenendo anche conto delle caratteristiche già dei percorsi esistenti, no? Penso nei vicariati, negli ambiti, nelle parrocchie. La cosa bella è stata anche un po' l'originalità con cui ciascuno ha fatto proprio lo spunto iniziale del convegno. Il convegno diocesano 2019 dunque si aprirà venerdì al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore. Dopo l'accoglienza e la cena alle 19, alle 20:15 l'assemblea si riunirà nei locali della palestra dove ci sarà la preghiera e l'introduzione del vescovo Alberto Tanasini. La riflessione di Rosanna Virgili, biblista, quindi il dialogo tra i partecipanti e la conclusione. Moneglia ha accolto il nuovo parroco Don Stefano Giupponi, lo ha fatto con gioia e gratitudine, accogliendo il sacerdote con lo stesso sorriso con il quale lui stesso si è presentato ai fedeli delle 4 nuove parrocchie. Un sacerdote sempre con il sorriso, capace di sacrificio, attenzione e affetto per tutti. Così il vescovo Monsignor Alberto Tanasini ha presentato ai fedeli di Moneglia Don Stefano Giupponi, accompagnandolo nell'ingresso. Sono 4 le parrocchie che Don Stefano è chiamato a servire: Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Lemeglio. Il Vangelo oggi ci parla dell'amicizia e quindi ho detto che sarebbe bello costruire insieme questa amicizia con questa nuova comunità, ma comunque una grande gioia nel cuore. L'impegno c'è certamente, non è soltanto il sorriso, e cercherò di vivere
l'esperienza che ho avuto nelle altre comunità e di costruirla insieme con questa nuova comunità. Quindi ci sarà da lavorare, ci saranno tante cose da fare. Innanzitutto bisogna incominciare anche dalle relazioni con le persone, quindi questo diventa la cosa primaria in questo momento. Auguro tanto bene, ecco, e cercherò di vivere questo bene insieme con loro. Il sacerdote è strumento di mediazione di Cristo, ha ricordato il vescovo. Conduce alla salvezza, dunque, con sguardo aperto a tutti. È chiamato ad essere fedele nel molto e a smantellare la falsa religiosità, indicando la strada della verità. Tante persone hanno voluto incontrare Don Stefano per questo primo saluto. Tante lo hanno accompagnato al suo ingresso per un incarico che si annuncia impegnativo. Sono tante parrocchie, ma sono certo che la comunità saprà stringersi intorno al nuovo parroco come l'ha fatto nel passato intorno a Don Massimiliano. Indubbiamente la parrocchia anche negli anni passati costituisce un punto di riferimento anche per tante risposte che riesce a dare ai bisogni sociali della città. Da parte del sacerdote un grazie per l'accoglienza ricevuta, estremamente calorosa e affettuosa e concretizzata anche dalla riproduzione del Santo Cristo donata al nuovo parroco al termine della celebrazione. Siamo tutte brave persone, a volte non siamo molto costanti, ci perdiamo un pochino, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. E il parroco che si è presentato oggi sicuramente è una bella persona. Come paese siamo un paese abbastanza accogliente, lo accogliamo con gioia, con amore. Ecco, io l'ho visto una persona come ce l'ha presentata il vescovo, una persona molto sorridente, molto cordiale, che si può avvicinare con facilità. È stato ritrovato attorno alle 8:15 di questa mattina il fungaiolo disperso da ieri sera nelle foreste del Monte Penna, nella zona del Passo dell'Incisa. A ritrovarlo i vigili del fuoco di Borgotaro, supportati dai colleghi di Parma e dal soccorso alpino. L'uomo, residente a Genova, era in buone condizioni. Era andato per funghi con gli amici, ma poi aveva smarrito la strada e si era ritrovato con il cellulare scarico. L'uomo, spiega il caposquadra Guido Camisa, ha raccontato di essersi coperto con le foglie del bosco per ripararsi dal freddo durante la notte. Sta per giungere al termine il lungo lavoro di indagine e di studio sullo stato di salute del torrente Rupinaro. Questa mattina si è svolto l'ultimo di 9 sondaggi geognostici effettuati sugli argini. Il Comune si prepara a ricevere i dati raccolti che saranno utilizzati per elaborare gli scenari di intervento per la messa in sicurezza del corso d'acqua. Avremo un modello sia geologico che numerico, da fornire appunto agli ingegneri per quello che è la progettazione vera e propria. 9 sondaggi geognostici, l'ultimo questa mattina in Corso Genova, e 10 sondaggi ambientali in alveo. La completa mappatura topografica degli ultimi 4 chilometri, dalla località Casa del Pino fino alla Foce, e la completa verifica strutturale degli argini attraverso l'utilizzo di georadar, microperforazioni e microtrivellazioni. Se il torrente Rupinaro fosse paragonato ad un paziente, si potrebbe dire che tutti gli esami per determinarne il suo stato di salute sono stati fatti. Se la patologia da risolvere è la mancata sicurezza, l'obiettivo è il rispetto dei parametri per la piena duecentennale, con queste indagini il quadro clinico è stato tracciato. Resta da decidere il percorso di cura da affrontare, ma questo sarà il compito di Comune e Regione. Tutto questo complesso di dati consentirà di valutare quello che è lo scenario più opportuno sotto il profilo tecnico, economico e logistico. L'obiettivo è arrivare a una messa in sicurezza duecentennale del corso d'acqua. Diciamo che questo è l'obiettivo principale. Ovviamente poi se dovessero esserci dei problemi di tipo, voglio dire, economico o qualsiasi altro problema, potrebbe essere anche valutata, ma questo non tocca a noi a dirlo, un'eventuale mitigazione del rischio e quindi mirare piuttosto che alla duecentennale alla cinquantennale. Tra gli aspetti più critici, emersi anche da un primo controllo visivo, c'è quello della solidità degli argini, che soprattutto nel tratto terminale non è assolutamente adeguata alla portata del corso d'acqua. La prima grande discriminante per le murature d'argine è il fatto che ci sia o meno il terrapieno alle spalle della muratura. E quindi si direi che le zone più critiche sono quelle dove dietro la muratura non c'è il terrapieno.
A ottobre tutta la mole di dati raccolta verrà consegnata agli uffici tecnici del Comune di Chiavari. Da quel momento inizierà l'elaborazione complessiva per ottenere un modello di intervento che metta a sistema tutte le variabili, tra cui ovviamente anche quella economica. Alla luce di quello che uscirà e delle risposte che nel frattempo arriveranno da Roma su eventuali deroghe alle altezze dei ponti da rifare alla foce del Rupinaro, verranno prese le decisioni insieme alla Regione Liguria. Sulla base di questi risultati e sulla base anche di quello che concorderemo con la Regione Liguria per il progetto definitivo, prenderemo le decisioni definitive. La scuola di Santa Vittoria a Sestri Levante diventa più grande con la creazione di un nuovo edificio. Quella di Via Lombardia diventa sostanzialmente a emissioni zero con un importante intervento di riqualificazione energetica. Sono due degli interventi in corso nelle scuole appunto di Sestri Levante, che può contare su un istituto comprensivo molto articolato. L'Istituto Comprensivo di Sestri Levante conta circa 1500 iscritti e 11 plessi scolastici. Fra le primarie la più frequentata è quella di Via Lombardia, che offre il tempo pieno e ora può contare anche su un centro cottura rinnovato e ampliato. Qui nell'estate del 2020 inizieranno i lavori di riqualificazione energetica. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ventilazione naturale, la creazione di un tetto verde per l'isolamento termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a maggior resa minor consumo, l'installazione di un impianto di energia rinnovabile per assicurare il funzionamento della struttura e la sostituzione dei serramenti. In alcune aree della scuola è prevista l'installazione di una pavimentazione che trasforma l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita, brevettata da una start-up italiana. I lavori sono resi possibili grazie al contributo di oltre 520.000 euro che il Comune ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno e si integrano con il progetto di riqualificazione della vicina palestra. La trasformazione in un palazzetto dello sport, quindi con la creazione dei laboratori, dei servizi, insomma di tutto quanto occorre per definire palazzetto dello sport, quindi sia riqualificare funzionalmente ed esteticamente gli spazi, ma anche metterlo in condizione di poter affrontare competizioni o gare. In questo momento, oltre che la palestra scolastica prevalente, quella struttura è utilizzata per il basket e per la pallavolo, quindi pensare anche a poter consentire gare di un certo livello che le caratteristiche di un palazzetto permettono. Prosegue anche l'opera per la ristrutturazione completa della scuola di Santa Vittoria. Abbiamo iniziato qualche anno fa insieme alla scuola chiedendo la dotazione del tempo pieno anche per la scuola di Santa Vittoria, proprio per renderla più forte e più attraente rispetto ad altre scuole, e questa scelta ha comportato il fatto che è diventata piccola rispetto alle esigenze e quindi è in corso questo progetto di ampliamento con la realizzazione di un corpo aggiunto della scuola, dell'intero plesso scolastico, in modo da dotare di uno spazio di consumazione dei pasti dedicato che non vada a compromettere gli spazi laboratori, ogni aula abbia davvero il suo spazio compiuto. E poi ci sarà anche un'area gioco molto, molto interessante, anche coprogettata insieme ai bambini nella parte esterna, che prevederà la realizzazione di un orto scolastico. Anche questo ci sembra un investimento importante. Moneglia ospita quest'anno il 22esimo raduno diocesano delle confraternite. L'appuntamento è per domenica prossima, 29 settembre. Il ritrovo alle 9 sul sagrato della chiesa di Santa Croce. Alle 10 la messa presieduta dal vescovo, seguirà la processione lungo le vie della città. Sarà anche un'occasione di ritrovo per i giovani delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. L'arca perduta del Mediterraneo, prove di naufragio di una società. È il titolo del nuovo libro di padre Mauro Armanino, il missionario casarzese della SMA in Niger. Sarà presentato questa sera alle 21 all'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure. Sarà presente il religioso, modererà Massimo Cappitti. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Popoli Solidali. Ora la rassegna stampa, poi le ultime notizie e lo sport. Avvenire titola Passi per la vita. Oggi l'udienza della consulta sul suicidio assistito, la CEI no all'eutanasia. Il Consiglio permanente è aperto con una relazione del vicepresidente Meini sui nodi sociali. Accordo su approdo e ridistribuzione dei profughi dalla Libia con 4 paesi dell'Unione Europea. E ieri l'appello di Papa Francesco ai giornalisti cattolici: date voce a chi non ce l'ha.
Uxi e Dicastero Comunicazione, appunto in udienza dal Papa. Sotto invece troviamo la fotonotizia da New York, l'Assemblea dell'ONU sul cambiamento climatico, arriva il messaggio del Papa, basta impegni fluidi, e Greta scuote ancora i grandi, ci avete rubato l'infanzia, l'impegno di 66 paesi, emissioni zero di CO2 entro il 2050. Ancora da avvenire, sciopero per i rider della CISL e degli esperti, la tutela dei ciclofattorini. La TAV, il primo tunnel è stato aperto, ma dicevamo che è stata aperta anche l'assemblea permanente della CEI con una relazione del vicepresidente Meini, il paese chiede stabilità, no all'eutanasia in ordinamento. Ricordare la dignità che rende intangibile ogni vita umana significa non arrendersi alla cultura del prima, noi e poi gli altri. Siamo sul secolo XIX, intesa dell'Unione Europea sui migranti, ricollocazione entro un mese, la ministra Lamorgese, l'Italia non è più sola, Conte e le ONG, la legge vale anche per loro. Il vertice di Malta sia ai porti e sbarco, rotazione su base volontaria, le reazioni dell'opposizione, Molinari della Lega, così favoriti i clandestini. Poi c'è la fotonotizia di Greta Thunberg, io vi accuso, mi avete rubato i sogni, patto tra 66 paesi, emissione zero nel 2050. E ancora dal secolo XIX, infrastrutture, autonomia, alleanza Liguria-Piemonte, Salvini dà l'ok e blinda la ricandidatura del governatore Toti. Procuratore Cozzi, dubbi su 5 ponti a Genova, faremo noi i controlli. E per la Carige la cura dimagrante comincia con 45 sportelli, inviata la convocazione ai sindacati, in uscita 800 lavoratori. Sempre dal secolo XIX, a Chiavari con il Venezia Boscaglia carica la Virtus Entella, la sfida più importante, e poi spacciavano ecstasy ai ragazzini, arrestati 2 giovani a Sestri Levante, vediamo appunto dalle pagine del Levante appunto, ketamina, ecstasy, 21.000 euro in contanti, arrestati 2 giovani trafficanti a Sestri, la polizia non ha ancora chiuso le indagini, potrebbero scattare altri provvedimenti e si cercano anche i consumatori. L'allarme per i ragazzi lanciato in prefettura, il nostro territorio ancora è particolarmente insidiato dalla presenza degli spacciatori. E andiamo invece a Rapallo, stop al cemento e viabilità, il PUC detta le linee guida, niente atterraggi col piano casa, solo azioni di recupero, riqualificazione, parcheggi pubblici e strade e 2 corsie, più ciclabile verso le vie Torino e Milano. È stato presentato così il nuovo PUC di Rapallo. L'intento della Regione è quello di scongiurare la chiusura della biglietteria ferroviaria in 7 stazioni liguri a partire dal 1° ottobre. Lo annuncia soddisfatto il sindaco di Recco, una delle località che sarebbe appunto penalizzata dai tagli annunciati con Trenitalia. L'incontro con l'assessore Berrino è stato proficuo. Se nonostante questo intervento l'azienda decide di restare ferma nel suo proposito di chiusura, gli uffici regionali sottoporranno i vertici dell'azienda alla proposta del sindaco Gandolfo, che vorrebbe dare in gestione la biglietteria al comune attraverso i volontari della Proloco. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi troviamo Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Parliamo di una notizia di cronaca che è giunta poco fa alla nostra redazione da parte dei Carabinieri, che fa riferimento ad un episodio avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre scorsi. Tra mezzanotte e l'una a Sestri Levante, gli abitanti del quartiere di Pila, nella zona di Via Nazionale, sono stati svegliati di soprassalto da una banda di ragazzi che probabilmente, non sapendo come meglio investire il proprio tempo, hanno iniziato a suonare i campanelli dei portoni, scuotendo con forza le saracinesche dei negozi e delle auto rimesse, proseguendo poi nel rumoroso gioco per oltre un'ora, finché qualcuno appunto non ha chiamato l'intervento dei Carabinieri attraverso il numero unico 112. Nel giro di qualche istante è sopraggiunta sul posto una gazzella del nucleo operativo della compagnia di Sestri Levante in servizio sul territorio. I militari hanno rintracciato un gruppetto di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, identificati anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza. Ebbene, sarebbero responsabili della condotta contestata di disturbo del riposo delle persone. I ragazzini si stavano ancora divertendo a produrre i loro rumori molesti durante l'arrivo appunto dell'arma. I Carabinieri hanno accertato che il frastuono contro le serrande veniva prodotto anche attraverso l'utilizzo di un pannello integrativo divelto da un cartello stradale, utilizzato come fosse un percussore. I 5 sono 4 ragazzi e una ragazza, residenti tra Sestri Levante e Casarza Ligure, sono stati identificati e affidati ai genitori. Chiamati poi a casa e invitati a recarsi direttamente sul posto,
disposto per la presa in custodia dei figli minorenni. Tuttavia, avendo compiuto tutti i 14 anni e pertanto essendo tutti per legge già imputabili, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova. Dunque una bravata che questa volta, sottolineano i militari dell'Arma, potrebbe costare caro. È tutto a te, Emanuela. Grazie, siamo allo sport, il calcio, sfida infrasettimanale per la Virtus Entella che questa sera al Comunale di Chiavari affronterà il Venezia. Fischio d'inizio alle 21, la squadra deve fare i conti con qualche acciacco e con l'assenza di Crimi. Primo tour de force col turno infrasettimanale, al Comunale arriva il Venezia, squadra rinfrancata da un ottimo risultato a Frosinone, una partita ovviamente come tutte molto difficile. Incontriamo una squadra che sta bene in campo, sta bene fisicamente, hanno idee e quindi sarà una partita difficile, secondo me la più difficile di questo inizio di campionato. Abbiamo bisogno veramente che la squadra faccia una grandissima partita per portare i punti a casa. L'assenza di Crimi, mista anche magari a qualche problema a centrocampo, può far cambiare qualcosa se ha in questo senso le idee chiare. L'avevamo inserito piano piano perché lui il ritiro aveva avuto un problema, quindi ha ritardato l'ingresso con i compagni al 100% e adesso che stava bene purtroppo questa brutta tegola, ma soprattutto per lui. Noi naturalmente sopperiremo alla sua assenza perché abbiamo giocatori in grado di poter lavorare in quella zona di campo in maniera idonea. Abbiamo comunque una rosa abbastanza ampia da questo punto di vista, direi che siamo a posto, dai. Dopo la gara contro il Pescara, che effetto le fa vedere anche la squadra un po' rammaricata per non aver vinto la partita? È stata una partita complicata, anche quella di sabato scorso. La squadra non è una spogliatoia arrabbiata sicuramente, perché siamo arrivati a 17 minuti alla fine in vantaggio e comunque con un Pescara che non ci aveva quasi mai infastidito. Però, ripeto, dobbiamo essere anche bravi ad accettare il risultato del campo perché è così che funziona. Tra l'altro, guardando bene poi la partita, il risultato di parità è comunque un risultato abbastanza giusto. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e pensare appunto che quella prossima è la più importante della nostra vita. Si avvicina il primo impegno ufficiale per la stagione 2019-2020 per le ragazze della Rapallo Pallanuoto. Il prossimo fine settimana scatterà infatti la prima fase della Coppa Italia femminile, 2 i concentramenti. Le gialloblu sono state inserite nel girone B che si giocherà a Firenze. Di fronte troveranno, oltre alle padrone di casa della Florenzia, Bogliasco 1951, la neopromossa in massima serie Vela Nuoto Ancona e la SIS Roma che si è aggiudicata il trofeo lo scorso anno. Il girone A invece si disputerà a Padova. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima edizione come sempre alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.